Buon segno. Buon segno. Buon segno, buon segno. Io sono Mr. Rocco, tu sei l'aspirante mister numero 56. 56, nome e cognome. Jeremy della Giostina. Ok, allora dove sei? Da Vittorio Veneto. Vittorio Veneto, provincia di Treviso. Sei di Treviso. Treviso, bei posti. Dai posti, sì, E bellissimo. le ragazze? Soprattutto. No, veramente, non sto scherzando, belle ragazze, vero? Sì, 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 assolutamente. Tu sei fidanzato di là? Fidanzato da 3 anni. Da 3 anni, con una ragazza di là? Di Vittorio? Sì, sì, da Vittorio. Quindi sarà bellissima. Sicuramente. Sì. Ok, benissimo. Allora, senti, allora, quanti anni hai detto? Ho 24 anni. 24 anni, allora, vuoi raccontarci qualcosa di te? Ti va? Insomma, cosa fai nella vita? Le tue ambizioni, le tue passioni? Ok. Io studio qua a Trieste, studio ingegneria dell'informazione. Questo mi occupa tanto tempo, quindi al massimo mi alleno in palestra e il resto del tempo lo dedico agli amici e alla fidanzata, ovviamente. Certo. Dato che c'è che sì, appunto sono a Trieste e la vedo poco, insomma. Capito. Beh, tu dici nei ritagli di tempo, però mi sembra che hai un gran fisicaccio, eh? Grazie. Quindi tu pomperai come un assassino lì in palestra. O no? No. Boh, dai, faccio quel che posso. Ho capito. Senti, segno zodiacale di questo ragazzone? Vergine. Vergine. Ho capito. Senti, allora, parliamo invece di te. Il tuo sogno nel cassetto qual è? Viaggiare il più possibile, vedere il mondo, diciamo. Come me. Penso tutti, sì. Molta gente. Sì. Ho capito. Senti, invece volevo parlare di qualcosina, tipo ad esempio, parliamo dei tuoi difetti, dai. Quali sono i difetti di questo bel ragazzo che mi sembra fin troppo perfetti? I tuoi difetti, quindi. Il mio difetto potrebbe essere, forse sono troppo buono. A tal punto da considerarlo un difetto. Sì, perché vabbè, mi avvicino alle persone giuste, ma magari anche le persone sbagliate che se ne approfittano, insomma. Ho capito, ho capito. Mentre il tuo pregio? Il mio pregio sono... I tuoi pregi. Sono paziente, molto paziente. Bene. Di bene? Bene. Bene, ok. Allora, senti, nel mondo della moda hai mai avuto altre esperienze? Prima esperienza o hai avuto già qualche... Seconda esperienza. L'anno scorso, sempre d'estate, mi hanno visto in un locale e mi hanno chiesto di fare una sfilata per... si può dire? Dillo. Oh, per Polar Sunglasses. Vedi, quindi hai avuto già belle esperienze, dai. È stata una bellissima esperienza. Ti piacerebbe avere un futuro anche nel mondo della moda? Beh, sì, di certo sì. Sarebbe un ottimo pretesto per girare. Sì, appunto, questo è uno dei motivi Che sono qua. Ho capito, va bene. Senti, ben arrivato, amico mio. Adesso qua è la telecamera, puoi dire e salutare chi vuoi, vai. Saluto la mia fidanzata, mia mamma, tutti gli miei amici e un in bocca al lupo a tutti i concorrenti. Bravo, diplomatico, in bocca al lupo anche a te, eh? Grazie mille.